Adesso è il momento della padrona di casa Silvia Tanda, che come Natascia Lambis è candidata nel collegio plurinominale della Camera Nord e insomma, essendo l'assessore del comune di Bosa, credo che qualcosa di più anche locale oltre che di strettamente politica da dire questa sera. Un po' di coscienza per fare le cose. Io solo adesso mi sto rendendo conto di quanta posso avermi avuta. Però alla fine l'importante è sempre lavorare e cercare di ottenere sempre maggiori risultati. Dunque, autodeterminazione, chi fa, che cos'è e perché? Autodeterminazione vuole lavorare per migliorare quelle che sono le condizioni, la qualità della vita, la qualità della salute, dell'istruzione, la qualità della vita delle persone in senso generale. E come lo fa? Lo fa seguendo, a mio avviso, quattro binari, o quattro binari. Vuole lavorare comunque per incrementare l'indipendenza delle persone, lavorare per la crescita personale, lavorare per creare relazioni di qualità e poi per riappropriarsi del proprio ambiente. In realtà quelli che vi ho appena elencato non sono gli obiettivi principali su cui è nato autodeterminazione. In realtà questo è il risultato di una ricerca fatta da una psicologa americana che parla di benessere e dice: per aumentare e incrementare il benessere personale bisogna lavorare su 4 elementi. Eppure noi non abbiamo notato alcuna differenza. Lavorare per la propria indipendenza significa comunque una crescita personale, significa imparare ad applicare dei ragionamenti di pensiero che siano personali e che rispondano ai propri valori e quindi anche ad agire secondo questi. Ecco che cos'è l'indipendenza, ecco che cos'è autodeterminazione, la capacità di scegliere, di agire, di determinarsi. Pochi giorni fa una ragazza mi ha chiesto, una settimana fa mi chiese: ma tu sei indipendentista? Era una domanda. Io evidentemente non posso essere indipendentista in senso stretto, comunque sia ho vissuto la metà della mia vita fuori dalla Sardegna, però ho imparato a essere indipendente o a lavorare per rendermi tale. Non dico solo indipendente con il lavoro economicamente, ma anche avere una capacità di pensiero che risponde comunque ai miei valori. Ecco che cos'è quello che vogliamo fare. Con autodeterminazione noi vogliamo dire: non siamo solo noi autodeterminati a volere qualcosa per tutti i sardi e tutta la Sardegna, lo vogliamo nel senso che desideriamo che ogni sardo porti in sé questo germe di cambiamento, che ogni sardo accetti di assumersi la responsabilità di autodeterminarsi. Non è una cosa semplice, è una cosa molto complessa e prevede veramente un cambiamento culturale, perché non può prescindere da una crescita da una crescita che comunque determina anche un cambiamento di direzione rispetto a tutto quello che era prima. Creare relazioni di qualità, anche questo fa autodeterminazione, anche questo stanno già facendo i candidati nel momento in cui hanno deciso che è utile, è importante ed è forse l'unica soluzione, quella di lavorare insieme, perché insieme si creano nuove opportunità, nuove idee, ci sono nuovi stimoli che vengono fuori dal confronto e quindi si può insieme intraprendere questo percorso. Il percorso che stiamo affrontando adesso, che oggi inizia, che probabilmente non avrà fine, a mio avviso non deve avere fine, perché la crescita non ha un limite al quale si arriva, si raggiunge e poi tutto una volta che si è raggiunto va bene così. No, è un qualcosa sullo quale lavorare ogni giorno. E infine il quarto elemento, che era impossessarsi del proprio ambiente, io in realtà viene inserito per secondo, ma io l'ho volutamente lasciato alla fine. Un territorio della Sardegna che, come tutti sapete meglio di me, è stato
per decenni comunque violentato, deturpato, è stato compromesso irrimediabilmente. Io mi ricordo, sono arrivata qui 5 anni fa, ma il 2015 fu l'anno internazionale del suolo e da lì chiaramente vennero fuori tantissimi studi che parlavano di come l'uomo maltrattasse il suolo, non il suolo sardo, il suolo in generale. Però ci fu un dato che mi lasciò veramente perplessa. La Sardegna è la regione d'Italia con maggior suolo compromesso e il suolo non è una risorsa rinnovabile. Basti pensare al fatto che affinché si possa rigenerare sono necessari affinché si possano rigenerare 3 centimetri di suolo sono necessari fino a 1000 anni. Questo ci fa capire forse l'entità della gravità del danno che abbiamo procurato in tutti questi decenni. E quindi ripossessiamoci del nostro territorio, del nostro ambiente e decidiamo come utilizzarlo. Decidiamo di dire no a tutto quello che era stato lo sviluppo economico, il percorso che era stato seguito precedentemente, quello che si affidava ad attività che non erano sostenibili allora, ma che oggi assolutamente lo sono ancora di meno. E cerchiamo di convertire e di promuovere un nuovo modello di sviluppo che sia legato alle attività veramente sostenibili. E io penso che già tutti sappiamo quali sono le attività sostenibili. Tra l'altro mi fa anche piacere parlarne perché me ne occupo ed è molto bello e appassionante sicuramente come tema, quello comunque delle attività produttive, che sono le vere attività storiche sulle quali poi si è sviluppata la Sardegna, quelle le attività legate all'allevamento, all'agricoltura, alla pesca, all'artigianato, sicuramente il commercio in modo molto moderno, ma già da tempo anche il turismo. Attività produttive che utilizzano il territorio, non lo consumano, non lo sfruttano, anzi, perché da questo è vivo, da questo riescono a trovare energia vitale e quindi lo utilizzano valorizzandolo. Quello che dobbiamo fare noi seguendo questo nuovo percorso è non compiere un altro degli errori fatti in precedenza, ossia quello di pretendere che un'unica attività produttiva sostenesse e si accollasse il peso di portare avanti tutto il sistema sociale della comunità. Per fare un esempio, dove si sviluppavano le miniere erano tutti minatori, non c'era l'agricoltura, la pesca. Dove si sviluppava l'industria, idem. Dove si sviluppava l'edilizia abbiamo creato generazioni di muratori e manovali. Però nel momento in cui questi sistemi sono crollati, ed è normale che crollino a un certo punto perché non si può crescere all'infinito, ci siamo ritrovati con generazioni monoprofessionali a spasso e questo è stato un altro grave problema. Quello che bisogna fare quindi per evitarlo è lavorare su tutte le attività produttive insieme. Io ripeto sempre che le attività sono trama e ordito del tessuto sociale. È importante che tutti abbiano la stessa forza e la stessa resistenza e che siano intrecciate in modo veramente fitto. Parlando sempre di attività produttive mi hanno detto però sai, noi non possiamo mica competere con la grande distribuzione perché ci impediscono i negozi, ci impediscono i mercati eccetera. Noi non dobbiamo competere, noi dobbiamo sicuramente impossessarci dei nostri spazi, quegli spazi dell'economia che rimangono liberi, perché nessuno ci dà nulla chiaramente, ma non dobbiamo competere in modo testato contro un muro sul quale non possiamo far nulla come la grande distribuzione. È chiaro che la Sardegna non ha gli spazi per gli allevamenti sterminati o per le serre sterminate come quelle della Spagna, ma noi a mio avviso neanche ci deve interessare. Noi sicuramente lavoriamo e lavoreremo per sostenere, promuovere, implementare le microimprese, le imprese familiari, però lavorando su un'altra prerogativa dei prodotti sardi, che è la qualità. La qualità dei prodotti sardi è riconosciuta ovunque in tutto il mondo.
Per fare un esempio, quanto può essere importante lavorare sulla qualità. L'altro giorno mi dicevano che una signora fa le marmellate a Fondi, bravissima signora, che ha iniziato a fare marmellate per sé finché è riuscita ad aprire un laboratorio e adesso vende marmellate ovunque, probabilmente anche online, ho capito questo. Della 5 Stelle della Costa Smeralda. Eccolo là. A costi veramente, sicuramente. Per esempio, un altro, a Oliena l'olio d'oliva viene venduto, cioè l'olio d'oliva di Oliena viene venduto fuori dalla Sardegna a 50 euro al litro. Il miele che viene prodotto in Planargia, non vi dico da chi, ma tanto penso lo sappiate, arriva ad essere venduto fino a 300 euro al chilo. Il miele prodotto in Planargia, io l'ho visto in barattolini da 30 grammi, ho fatto i conti, a parte che nell'etichetta è sempre riportato il prezzo al chilo, 300 euro al chilo. Lavorare sulla qualità, chiaramente implementare le produzioni, però senza perdere mai il primo elemento fondamentale che porta a riconoscere veramente i prodotti sardi. Un altro elemento, cosa principale, e poi chiudo, è quello legato chiaramente al turismo. Il turismo sostenibile di cui si parla tanto è quello che utilizza, è sostenibile perché? Perché utilizza il territorio, lo promuove, non lo sfrutta. Quello che adesso viene ricercato maggiormente è sicuramente il conoscere l'ambiente che si fa visitare, ambiente nel senso di ambiente esterno, ma anche la cultura, la storia, l'archeologia, le tradizioni, gli usi e la gastronomia. E quindi se promuoviamo bene tutti i nostri prodotti, noi stiamo facendo semplicemente stiamo creando un miglioramento, stiamo migliorando la nostra qualità di vita, stiamo creando o implementando il benessere. Un ultimo concetto: se entriamo nell'ottica delle attività come fondamenta solide e stabili, che hanno tutte la stessa altezza, tutte la stessa capacità di sostenere peso, la casa che stiamo costruendo è quella casa che è la nostra società, o anche l'ultima attività di cui vi ho parlato. Grazie.